in collaborazione con Sì, ho visto Elisabetta in diretta con il nostro sindaco, con Massimo Zedda, che salutiamo, diamo il benvenuto al sindaco di Cagliari. Sì, sono insieme al sindaco Massimo Zedda, benvenuto. Cagliari si è preparata alla 360esima festa di Sant'Efisio in una maniera importante, in particolare rispetto agli altri anni? Beh, intanto abbiamo per il 360esimo anniversario del passaggio del santo e dello scioglimento del voto, abbiamo coinvolto una rappresentanza di tutti i comuni della Sardegna, di tutte le regioni storiche, di gran parte dei comuni, proprio a significare una festa che non è solo di Cagliari, dei cagliaritani e degli altri comuni toccati dal percorso, dal cammino di Sant'Efisio, ma una festa dell'intera isola, una festa religiosa, si vede dal sentimento sincero, popolare, religioso, che abbraccia e accompagna il santo nei luoghi, fino ai luoghi del martirio e poi nel rientro il 4, è ovviamente un elemento anche straordinario ed eccezionale di possibilità per i turisti di godere dei costumi, dei riti, delle tradizioni, dei colori, delle musiche, dei canti tradizionali che accompagnano il santo. In questo caso l'altro aspetto fondamentale è l'inserimento all'interno dell'elenco italiano di Sant'Efisio nell'elenco del patrimonio immateriale dell'UNESCO. Questo è comunque un passo importante per Cagliari, io vi restituisco la linea. Grazie Elisabetta, sì.